per il consumatore. Calegari, certo lei non ha bisogno di promesse fatti per parlare col Ministro, però gli faccio una domanda lo stesso. Faccia finta di non sentirlo da tanto. Cioè, sono 5 minuti che non lo sente, ma a parte questo. Ma no, a parte questo, io cosa posso dire? Io a Luca posso solo fargli i complimenti, non delle domande, perché indubbiamente finalmente dopo tanti anni l'Italia ha una voce forte in Europa, era quello che mancava. L'agricoltura per me in Europa, l'agricoltura italiana ha sofferto perché non c'è stato mai nessuno nel passato che ci ha rappresentato con la tenacia e la forza di Zaia, perché in Europa non si è parlato solo di quote latte, ma si è parlato anche del tabacco, vero Luca? Sì, certo, si è parlato del tabacco e della proroga del disaccoppiamento parziale, ma si è parlato, giustamente lo dice l'onorevole Calegari, anche di una serie di temi che erano stati abbandonati, ad esempio tutto quello che è rappresentato dalla modulazione, da inserire nuove voci di finanziamento per le regioni attraverso lo sviluppo rurale e molto altro ancora. Quindi sono temi che magari non godono della ribalta della comunicazione, ma sono importanti perché poi significa liquidazioni e quindi risorse che arrivano ai nostri agricoltori. Zaia, vorrei tornare sull'uccisione di Valmarino, vetrina o sostanza? Assolutamente sostanza, ma soprattutto Veneto in vetrina perché comunque è un osservatorio mondiale, parteciperanno i grandi 8, parteciperà il G5 allargato quindi con Cina, Brasile, Messico, Sudafrica, Egitto ed India, ma parteciperà anche la Banca Mondiale, l'IFAD, la PAM, la FAO, verrà il segretario generale Jacques Diouf, insomma un grande evento per un grande territorio dell'agricoltura. Ha scelto un luogo trevigiano perché lei è trevigiano? Guardi, questa è una consuetudine, quando i ministri hanno delle loro iniziative che riescono ad avere per i territori, di solito si dà l'ospitalità, cioè si presenta a casa propria, è un fatto anche di cortesia, di ospitalità, però posso garantire che questo governo sta organizzando anche con l'agricoltura iniziative che abbiamo già fatto in Puglia piuttosto che in Sicilia o in Campania, cioè dipende dalle iniziative, ovvio che il G8 si fa in Veneto. Abbiamo qui appunto, come diceva lei, il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, il Parlamento in questo senso come sta lavorando e collaborando col Ministro? No, scusi, per precisare, il Parlamento collabora con il Ministro, naturalmente maggioranza e opposizione, ma anche il Ministro collabora con il Parlamento. La nostra è una Repubblica parlamentare a Dio piacendo, ecco. No, insomma, lo chiedevo al Ministro che parlamentare non è. Com'è la collaborazione con le commissioni, con il Parlamento, inteso appunto come maggioranza e come opposizione? Pronto? Sì, ecco qui. Com'è la collaborazione con... Ma direi sublime, abbiamo un bravo Presidente del Senato che è il Presidente Paolo Scarpa, il Senatore Paolo Scarpa, abbiamo un Presidente alla Camera che è l'Onorevole Paolo Russo e direi che è un'ottima squadra ed è sempre la squadra che vince. Guardi, io ho la fortuna, l'onere e l'onore di essere magari oggi la punta, però comunque da soli non si segnano i gol. Ci sono novità in vista? È una novità che stiamo convertendo il decreto legge del latte in legge, mi lasci lanciare un appello agli agricoltori, io sono a disposizione per chiarimenti, ma non si vada a dire in giro che è una sanatoria perché noi facciamo pagare le rate delle multe agli interessi degli oltre il 6% e chi non paga una rata perde la titolarità della quota. Questo è bene dirlo perché si vanno diffondendo delle notizie tra gli allevatori che creano solo lotte tra poveri in un momento nel quale il vero nemico è il mercato, visto e considerato, io anche ieri sono stato in Europa, dobbiamo dirlo, abbiamo il latte a 14 centesimi sul nostro mercato. Sì, Ministro, sono Stelluto. Volevo chiederle questo, sperando di non metterla in difficoltà, solo per il semplice fatto che mi rendo conto che uno non può tenersi tutto a memoria. Siamo contenti, no, ma nel senso che uno non può oggettivamente tenersi tutto a memoria, quindi mi rendo conto. Il piano irriguo nazionale, che è un argomento sempre marginale ma importante per gli agricoltori, gli spostamenti nei finanziamenti, lei oggi ci può dare qualche certezza in più? Voglio dire sulle risorse disponibili per il piano irriguo nazionale? E il suo prolungamento? Il piano irriguo nazionale assieme al fondo di solidarietà e ai contributi agricoli sono i 3 punti che hanno delle difficoltà a reperire finanziamenti. Noi ci stiamo adoperando ovviamente con un obiettivo che è quello di mettere in cantiere tutte le opere che sono state progettate e sono state programmate. Questo è l'impegno che vogliamo portare avanti, cercando poi di mantenere fede all'impegno reperendo le risorse. Ripeto,
tagliare 72.000 miliardi di vecchie lire dal bilancio dello Stato non è stato facile.